Buongiorno. Buongiorno. Tutto ok con voi? Ok, yes, ok. Va bene, stiamo qua per iniziare un culto, vivere questa esperienza con il nostro Dio. E quanto è bello, come si dice, partire e ritornare. Eu sempre dico, in un viaggio ci sono due momenti stupendi. Il giorno della partenza e il giorno dell'arrivo, no? Perché casa nostra è casa nostra, non possiamo mai dimenticare di questo. Siamo stati fuori per un periodo e oggi torniamo qua e vogliamo stare insieme a un popolo na chiesa, che è la chiesa di Dio, la gente di Dio, la chiesa che è stata santificata perché c'è un sangue di Cristo e c'è la sua grandezza. E è questa la chiesa. Quando noi ci raduniamo, è quanto è prezioso vedere che mio fratello, la mia sorella, questa persona al mio fianco qua è stata lavata, purificata pelo sangue di Cristo e è una nuova creatura in Cristo Gesù. E è questa la gente di Dio. E quando eu vedo questo valore immenso della Chiesa di Dio, eu vedo che Cristo Gesù ha fatto un valore, un'azione stupenda per noi. E Dio ti ama e ti ama. Così noi siamo qua amati da Dio, preziosi agli occhi di Dio. E quanto noi come Chiesa, come persona, dobbiamo imparare a vedere le persone con gli occhi di Dio e non con i nostri occhi, ma a vedere che ogni persona è una scelta divina che ha messo al nostro fianco per essere un servitore e camminare in questo. Perciò siamo qua oggi come Chiesa, a camminare, a servire e a godere di questo momento unico nella nostra storia, un servire al Signore. É quello che faremo. Fa freddo? No. Ok? Possiamo pregare e vivere questa esperienza con il nostro Signore. E tante volte quando fa caldo, pastore, fa troppo caldo, fa troppo freddo. E Dio dice, non so come contentare questa gente, sempre si lamenta, né? Fa parte. Eu sempre dico, sono tante situazioni nella vita qua che Dio dice, ti lascerò così per non avere nostalgia di questo mondo che tu possa desiderare entrare nella presenza mia, nell'eternità, in cielo. Perciò quando stiamo vivendo un momento difficile in questa terra è per non avere nostalgia, ok? Perché sappiamo che questo non è il nostro mondo, è l'eternità con Dio. Preghiamo? Chiudi i tuoi occhi e possiamo pregare in questo momento. Oggi parleremo del regno di Dio, l'ultima parte del libro di Atti. Pensiamo in questo regno di Dio che si fa presente ancora qui in mezzo a noi. Preghiamo adesso pensando nella nostra vita, iniziare un culto, quello che vogliamo offrire al nostro Dio, la nostra vita, la nostra storia. Possiamo pensare in questo momento Cristo Gesù sulla croce, Dio in terra, camminando, servendo, avendo fame, sede. Dio in terra, manifestando la gloria, la sua gloria. Con la croce, Cristo Gesù, la tomba vuota, la risurrezione, la vittoria sulla morte. Una grande storia per noi. In modo che possiamo iniziare questo culto adorando il nostro Dio, perché quella condanna che è stata fatta in Cristo era per noi e adesso siamo liberi. Perciò stiamo qua per adorare, stiamo qui per lodare, siamo qui per offrire la nostra vita a questo Cristo Gesù, a Dio che fece tutto per noi. Iniziare questo culto e riflettere come stiamo vivendo questa esperienza di fede, come stiamo camminando in questa esperienza di fede, come è la nostra vita. E noi vogliamo oggi vivere per il Signore. Nostro Padre, grazie. Grazie per questa libertà. Grazie perché lo Spirito Santo è qua con noi. Grazie perché tu agisci. Grazie perché tu si riveli e usa la nostra vita a manifestare la tua gloria.
Grazie, Padre, perché Tu hai consegnato il Tuo Santo Spirito e è con noi, è in noi, è in mezzo a noi. E le meraviglie, Padre, che abbiamo visto, Padre, possiamo vedere anche oggi, perché Tu ci sei. Vogliamo, Padre, vivere questo culto come un'esperienza unica. Non è un altro culto, è unico. Questo non si ripeterà, è l'unico. Solo a Te, oh Padre, solo a Te questo culto, in adorazione, in consegna, in consacrazione. Solo a Te, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen? Possiamo stare in piedi? Já hai dato um abraço, um saluto ao fratello, à sorella ao tuo fianco, já hai dato un buongiorno e já hai invitato questa persona, adoriamo il Signore e possiamo vivere questa esperienza con il nostro Dio oggi e possiamo adorare e cantare e vivere questa esperienza come Chiesa, come gente di Dio, come popolo di Dio. Amém, Chiesa? Applaudiamo al nostro Signore.
E continuiamo a cantare, a innalzare un alleluia al Signore, continuiamo a cantare in mezzo alla nostra tempesta, alle nostre difficoltà, e che questa nostra lode possa ruggire fino ai cieli, che il Signore possa sentire i nostri cuori in adorazione a Lui. Amen. Innalzo un alleluia davanti ai miei nemici. Innalzo un alleluia sopra l'incredulità. Innalzo un alleluia, mi armo di una melodia. Innalzo un alleluia, il cielo lotta già per me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte sconfitta, il re vivo. Innalzo un alleluia con tutto quello che è in me. Innalzo un alleluia, il male fuggirà da me. Innalzo un alleluia davanti ai misteri. Innalzo un alleluia, la paura non ha forza in me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte sconfitta, il re vivo. Cantalo più forte, 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 davanti ai miei nemici. Cantalo più forte, sopra l'incredulità. Cantalo più forte, mi armo di una melodia. Cantalo più forte, il cielo lotta già per me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte sconfitta, il re vivo. Innalzo un alleluia, 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 innalzo un alleluia. E con la prossima canzone entriamo nel concetto di eternità, di cantare in eternità al Signore, che è quella la nostra destinazione finale, no? Lodare per sempre in eterno e vivere per sempre in eterno insieme al Signore. E lasciamo che il Signore davvero, con la sua grazia, possa conquistare ogni singola parte del nostro essere, che con la sua grazia noi possiamo, che la sua grazia possa far sì che noi possiamo arrenderci a Lui, arrenderci alla sua bontà, arrenderci ai suoi precetti, al suo amore, e che possiamo portare al suo altare ogni singola parte di noi che non va, ogni singola parte di noi che ci fa male, ogni singola parte di noi che ci delude,
portiamola a Dio e lasciamo che il Signore possa trasformare le nostre vite. Amen. Meraviglioso sei, chi è pari a te, Gesù. Solo tu puoi ristorare e rinnovare il mio cuore. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Padre di grazia, nessun altro è come te. Tu soltanto puoi guarire le ferite che ho nel mio cuore. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei, meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Io non desidero che te. 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 Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei, meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Oh Padre, quanto sei meraviglioso, Signore. Signore, quanto sei perfetto, quanto sei amorevole, quanto sei accanto a noi in ogni momento, Padre, quanto sei presente nelle nostre vite. Ti chiedo, Padre, che questa lode possa continuare ad essere una lode incentrata a te, indirizzata a te, Padre, che questa lode possa
davvero venire di nuovo dal profondo dei nostri cuori, che questo momento possa essere un momento di totale comunione insieme a te, Padre, che il tuo Santo Spirito possa venire a vivere e a manifestarsi in mezzo a noi, Padre, che il tuo Santo Spirito possa cambiare e trasformare le nostre vite in eterno, Padre, che possiamo arrenderci a te, che possiamo davvero mettere tutte le nostre problematiche, le nostre sofferenze, ansie, paure, depressione, qualsiasi cosa, che possiamo metterlo al tuo altare, Signore, che tu possa rinnovarla, che tu possa renderla una cosa nuova, Padre. Non vedo l'ora di vedere i grandi miracoli che hai in serbo per ognuno di noi, Signore. Nel nome di Gesù, amen. Non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva, la presenza tua. E solo con te sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signor, con la tua presenza riempici di te. Di te. Non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva, la presenza tua. E solo con te sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua. Santo Spirito, vieni
Padre, ti ringrazio per questa mattina, ti ringrazio per la tua presenza, Signore. Ti chiedo che tu possa parlare ai nostri cuori attraverso il predicatore, attraverso il Pastore Caio, Padre, che davvero la tua parola possa arrivare dritta ai nostri cuori questa mattina e che possa cambiare qualcosa nelle nostre vite, Signore, che noi possiamo essere aperti alla tua parola, che possiamo riceverla in modo completo, in modo perfetto, che tu possa darci saggezza e intelligenza per poterla capire e per poterla afferrare con tutti noi, tutti noi stessi, Padre. Ti ringrazio, Signore, per questa mattina, ti ringrazio per questa lode, ti ringrazio per ogni mio fratello e sorella che è qui presente, Padre, che tu possa benedire le loro vite, che tu possa stare al loro fianco ogni giorno della loro vita e che loro possano continuare ad avere un rapporto personale e intimo con te, Padre. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amém? Se tu ce l'hai la tua Bibbia, apriamo in Salmo capitolo 37. Prima di predicare io vorrei leggere questo brano. Quando noi passiamo per l'esperienza con il Signore, quando abbiamo passato per la storia con il Signore, è interessante quanto la parola do Signore si rivela nel nostro cuore. Salmo 37, noi conosciamo questo brano qua, ma oggi vorrei condividere con la Chiesa prima della predica. Salmo 37, versetti 3, 4 e 5. Qual è la prima parola? Qual è la prima parola? Chi ha trovato? Confida. Confida in chi? Nelle circostanze, nelle persone o nel? Confida nel Signore e fai il bene. Abita il paese e pratica la fedeltà. Trova la tua gioia nel Signore e degli appagherai i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui e degli agirà. Eu não so como é a tua vida hoje, quantas circunstâncias difíceis tu estás vivendo, ou quantas situações que tu estás gritando ao Senhor e sembra que não tinha uma resposta. Nós já, com esse período, abbiamo passato per situazioni un po' difficili, ma questo testo mi è venuto in mente e il Signore ha risposto. Perciò sono le parole importanti: confida nel Signore, pratica la fedeltà, trova la tua gioia no Signore, riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui e Lui agirà. Tante volte noi arriviamo durante un culto, in una chiesa, in un momento, quando stiamo portando tanti dolori, tante situazioni difficili perché sembra che non c'è una risposta. Ma sta mancando la fiducia nel Signore. Fidarsi del Signore e consegnare a Lui. Quando noi preghiamo ao Signore, noi dobbiamo avere un atteggiamento molto chiaro. È consegnare a Lui. E quando eu consegno ao Signore, meu cuore deve estar em pace. Perché eu mi fido del Signore. Perché Lui agirà. Preghiamo in questo momento. Porta davanti al Signore la tua situazione di dolore, la tua situazione di angoscia, la tua situazione di un grido. Ma prega al Signore dicendo: Signore, veramente solo Tu puoi rispondere. C'è qualche area della tua vita oggi che tu stai gridando? Confida nel Signore. Pratica la fedeltà. Fida-te del Signore e Lui agirà. Preghiamo. Parle com o Signore. E quale situazione che tu stai vivendo? Lavoro, famiglia, malattia, tante circostanze difficili, decisioni importanti. Confida. E è interessante che il brano dice: confida, pratica la fedeltà, abita il paese. Trova la gioia. Perché quando mi fido del Signore, io trovo la gioia nel Signore. Ed Egli agirà. Nosso Padre,
tante volte nella nostra vita ci sono circostanze che tolgono la nostra gioia. Ci sono delle situazioni che noi cominciamo a perdere la speranza. Ci sono dei momenti che noi diciamo, e adesso? Ma la tua parola si rivela, Padre. E sembra che tu fai un grido nel nostro orecchio dicendo, sono io qui con te e sarò io ad agire. Sono io qui con te e solo io posso agire, restaurare e trasformare questa situazione. Trova la tua gioia in me, confida in me, comincia a praticare la fedeltà, abitare il paese. Che noi sappiamo consegnare al Signore tutte le nostre situazioni e riposare in Lui con gioia. Nostro Padre, la tua famiglia, i tuoi figli, le tue figlie arrivano qua alla tua presenza, Padre, tante volte con angoscia, con dolore. Ma, oh Padre, che noi possiamo risponderti a te con la fiducia in te, con la gioia in te, perché solo tu che agirai. E oggi, oh Padre, vogliamo lasciare davanti a te le nostre situazioni e fidarsi di te, perché tu agirai. Grazie, oh Padre, perché tu sei lo stesso della creazione. Tu sei lo stesso Dio che era con Mosè, con Abramo, con Davide, con Giacobbe. Lo stesso Dio che era con Isaia, con Paolo, con Pietro. Lo stesso Dio che è con noi. E sei tu, oh Padre, ad agire. Nel nome di Gesù. Il tuo popolo, Padre, possa fidarsi di te e gioire sempre in te. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen? Un giorno posso condividere con voi la nostra esperienza di questo periodo. Ma quanto è bello quando il Signore si rivela nella sua parola e agisce. È il nostro Signore. Abbiamo lavorato praticamente un anno sul libro di Atti e oggi stiamo lavorando sui 2 ultimi versetti. E se tu hai portato la tua Bibbia, puoi aprire Atti capitolo 28, versetto 30 e 31. Abbiamo lavorato in tutti i capitoli, tutto questo libro. E abbiamo visto la ricchezza della creazione, dell'inizio della Chiesa e le storie di tanti personaggi qua e delle situazioni che anche noi viviamo e perché la parola del Signore è viva e la parola del Signore si rivela in ogni momento nella nostra storia. E oggi stiamo qua alla parte finale, Atti capitolo 28, versetto 30 e 31, sono gli ultimi 2 versetti, ok? E dice così, e Paolo rimase 2 anni interi in una casa da lui presa in affitto. E riceveva tutti quelli che venivano a trovarlo. Che cosa faceva Paolo? Proclamando il reino di Dio e insegnando le cose relative ao Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento. Quando leggiamo questa parte finale di Paolo, conoscendo la sua storia, tanti momenti difficili, e lui finisce la sua storia predicando o reino di Dio, proclamando o reino di Dio e insegnando le cose relative ao Signore Cristo Gesù. Quando ho visto questa parte qua e quando leggiamo anche no libro di Timóteo, la parte finale di Paolo, noi cominciamo a ricordare una cosa molto importante nella vita. Non è iniziare bene. O bello della vita è finire bene. Iniziare un progetto è semplice. Iniziamo un piccolo gruppo in questa parte. Ok, iniziamo lá, nel primo incontro c'è da mangiare, da bere, un bello sorriso, tanta gioia. Secondo incontro já sono mancato uno, dopo sono mancati 2. Quando vediamo passano 3-4 mesi, quello piccolo gruppo che era di 7-8 persone, c'è una famiglia sola. Tu já hai visto questo o no? Ossia, si inizia bene con sorriso, con gioia e dopo si vede che la cosa comincia a calare. Quante volte iniziamo bene un progetto e quando percepiamo, finisce. E noi dobbiamo sapere, iniziare è facile, mantenere una storia non molto semplice, ma arrivare fino alla fine e finire bene sono per pochi.
Perciò noi dobbiamo sentire perché ci sono delle persone che iniziano bene un progetto, mantengono questo progetto e finiscono bene. Perché c'è qualcosa in più in questa storia. L'Apostolo Paolo è un personaggio che inizia con tanti combattimenti, inizia bene, ma soffre, dopo vive una storia molto travagliata, di difficoltà, ma Paolo finisce bene. E tu mi dirai, meu pastore, come qualcuno può finire bene in un carcere? Come qualcuno può finire bene in una situazione così a Roma? Ma è qui che io devo pensare la motivazione della mia vita, la ragione della mia vita. Paolo non stava pensando in un carcere, in un palazzo. Paolo stava pensando soltanto in una cosa: proclamare il reino di Dio e insegnare le cose relative a Gesù. Perciò non lo so la tua storia, la tua vita, ma tanti di noi abbiamo delle motivazioni che non sono quelle motivazioni giuste. E perciò che noi non siamo perseveranti. Noi iniziamo un progetto, finisce. Iniziamo un progetto, crolla. Iniziamo una situazione, nella prima difficoltà abbandoniamo. Perché la motivazione non è giusta. Perciò quando vediamo la storia di Paolo che passa per tante situazioni difficili, vediamo che qua c'era una motivazione giusta. Perciò noi dobbiamo essere bravi e avere entusiasmo per finire sempre l'opera del Signore. E finire l'opera del Signore non lo so come sarà. Ma finire significa che quando sarà il mio congedo, eu posso dire: ho combattuto il buon combattimento. La mia lotta qua è finita e adesso ci vediamo in cielo. Ossia, è questo che eu devo sapere nella mia storia, che il mio combattimento com o Signore deve avere una motivazione giusta. E quando pensiamo qua in una parola che si chiama successo, è lì che eu comincio a vedere in quale modo che eu mi muovo in questa storia. Che cosa è successo per te? Che cosa è avere successo? Avere successo è avere skate, soldi, una bella macchina, una bella casa, una bella professione. È questo successo? Non lo so, spero che non sia il tuo successo questo. Il mio successo è continuare saldo nella fede, è camminare con il Signore. È servire il Signore nonostante le circostanze difficili. È sapere che il Signore prende cura di me. È avere intimità con il Signore. È sapere che tutte le cose intorno a me è il Signore che prende cura e che mi sostiene. Avere successo è sapere che sto portando una nuova generazione a camminare con il Signore. Una grande gioia per me era qua in chiesa ieri sera. Avere qua un gruppo di circa 60 giovani adolescenti a lodare il Signore. Non è una grande gioia per una chiesa? Non è una grande gioia per i genitori vedere i figli adorando il Signore? Questo è successo. Questo è successo perché la futura generazione sta seguendo il Signore. Ossia, noi stiamo formando una nuova generazione delle persone che servono il Signore. E quanto è bello vedere che questo gruppo di ragazzi qua, questa generazione, già abbiamo dei ragazzi, dei giovani che hanno deciso di servire il Signore a tempo pieno. È questa generazione che noi dobbiamo continuare a investire e dopo verranno i nostri bambini e continueranno ad amare il Signore. È questo il successo. Perché la nostra visione non sono le cose di questo mondo, ma sono le cose di Dio. Perciò che Paolo, arrivato dentro di un carcere, era una casa dopo un carcere, Paolo ha sofferto tanto, ma ha avuto successo. Perché le parole di Paolo continuano a parlare fino ad oggi. Perché Paolo continua con la sua sofferenza a parlare a noi fino ad oggi. Perciò Paolo ebbe successo in tutto quello che fece. E qua noi dobbiamo sapere che finisce il libro di Atti, adesso è la nostra storia. Io non lo so, adesso in macchina eu stavo parlando com Astrid e eu detto, Astrid, eu vorrei ancora scrivere um livro. E hoje, questa mattina, ho ricevuto um articolo molto interessante e stavo leggendo que interessante lasciare um livro e lasciare una impronta, lasciare una storia, perché tutti noi dobbiamo lasciare una storia alla futura generazione. O quanto è bello vedere che il Signore sta usando questa chiesa a creare una nuova generazione che ama il Signore. Noi dobbiamo vedere o senso di reino di Dio. Noi dobbiamo vedere che cosa significa il reino di Dio. Perciò nella realtà dell'uomo, essere vincitore è quando conosce il reino di Dio
e vive dentro di questo regno di Dio. Perciò che noi dobbiamo rivedere i nostri concetti sul regno di Dio, noi dobbiamo rivedere la nostra visione del regno di Dio, noi dobbiamo rivedere dov'è la nostra motivazione di Dio, di vita dentro del regno di Dio. Perché per essere un vincitore io devo sapere che io soffrirò mentre io sono un cristiano. Paolo ha avuto delle verghe, naufragi, abbandono, tradimento, ma lui mai ha abbandonato la sua chiamata e continuava a proclamare il regno di Dio. Che cosa è il regno di Dio per te oggi? Condivide con tuo fratello, a tua sorella, a tuo fianco. Che cosa tu pensa che sia il regno di Dio? Condivide. Che cosa è il regno di Dio per te? Regno di Dio. Che cosa è il regno di Dio per te? Paolo predicava il regno di Dio, proclamava e insegnava le cose relative a Cristo Gesù, perché lì era la sua speranza. Se eu não riesco a capire che cosa è il regno di Dio, la mia vita non avrà motivazione. Se eu não riesco a capire che cosa è il regno di Dio, la mia vita sarà vuota. Se eu não riesco a capire il regno di Dio, eu não arrivo a Atti capítulo 28 della mia vita. Eu abbandono tutta la chiamata che il Signore mi ha dato. Eu devo capire il significato del regno di Dio e entrare in questo regno. Perciò la grande domanda questa mattina è: che cosa è il regno di Dio per me? Io capisco, ma non basta capire, la vita cristiana non è solo conoscenza. Io sto vivendo dentro di questo regno dove Dio è sovrano nella mia vita? O sono io che vorrei controllare la storia della mia vita? È lì che eu devo cominciare a vedere che il regno di Dio è un Dio che prende cura di me, mi sostiene, agisce e è Dio che decide per me, non sono io. Sai qual è la storia? Io penso diverso, io non sono d'accordo, io farò diverso. Dove è il regno di Dio? Non c'è. Quando eu comincio a sottomettermi alla volontà del Signore, è lì che eu comincio a capire il significato del regno di Dio, perché io sono un suddito dentro di questo regno dove Dio è il re e Lui mi comanda e io obbedisco. Io devo percepire che dentro di questo regno io vivo la perfetta pace perché ho armonia con Dio. È questo il senso del regno. Perciò se eu non sono pronto a morire per il regno di Dio è perché io non ho capito il significato del regno di Dio. Se eu non sono pronto a morire per questa causa del Vangelo è perché ancora non ho capito il senso del regno di Dio. Paolo ci insegna questo. E Paolo era pronto per morire. Tu sei pronto a morire per il regno di Dio? Tu sei pronto a dare la tua vita per il regno di Dio? E sa che morire tante volte non è soltanto la nostra vita fisica, è morire tante cose della nostra testa qua, i nostri concetti, è morire tante cose dei nostri sentimenti che non sono giusti, è fare morire il Caio in modo che Dio, che Cristo Gesù possa avere qua la grandezza e manifestare la sua gloria. Eu só posso capire il regno di Dio quando sono pronto a morire. Perché se eu non sono pronto a morire per questo regno, eu non ho capito proprio niente del Vangelo. Nós dobbiamo sapere vivere il significato che della nostra vita è sapere vivere dentro di questo regno. C'è un capitolo molto prezioso, io penso ti lascio di leggere a casa, che è Matteo capitolo 6. E là c'è un testo di dolore e di sofferenza, ma c'è un testo che dice così: cercate prima il regno e la giustizia di Dio. E che cosa dice dopo? E tutte queste cose vi saranno date in più. Il regno di Dio è il contrario di che cosa? Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che cosa vestirete, né non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Il regno di Dio, che cos'è? È il Signore che ci dà. Contrario del regno di Dio, sono io che cerco mangiare, sono io che cerco da bere, sono io che ando in ansia per tutto questo,
sono io che ando in ansia per un lavoro, sono io che ando in ansia per una situazione, perché io non mi consegno al reino di Dio. Quando eu comincio a consegnare la mia vita ao Signore, ao reino di Dio, chi mi darà da mangiare? Chi mi darà da bere? Chi mi darà da vestirsi? Chi mi darà dove abitare? Chi mi darà questo? Chi è? È il Signore. Adesso mi dirà, ok pastore, sto capendo che io posso stare seduto na sedia e verrà o cibo qua, verrà da bere qua. Calma. Ah pastore, sto con una situazione qua, non ce l'ho niente da mangiare. Sono no telefono, oh c'è un lavoro per te qua, tu puoi venire? No, non posso, sto aspettando il regno di Dio darmi questo cibo. No, è il Signore che ti dà ao modo suo. È il Signore che agisce ao modo suo. Non sono io a controllare le situazioni, è il Signore. Ma sono io che dipendo dal Signore e è Lui che mi darà tutte le cose. Quanti anni tu ce l'hai? Se tu sei arrivato fino a qua, è perché il Signore ha preso cura di? Nonostante che tu non hai vissuto dentro del reino, nonostante che tante volte sei stato ribelle, nonostante che tu hai vissuto pensando solo a te stesso, ma anche in questo momento il Signore ha preso cura di te. Ma quando eu comincio a entrare in questo reino di Dio, io avrò pace, io avrò serenità, io avrò sicurezza, perché io sono sicuro che questo Dio non mi abbandonerà mai. Perciò che Paulo arriva alla fine con una vita molto travagliata, molto difficile, proclamando il reino di Dio. Era la sua motivazione di vita. Perciò quando eu comincio a iniziare un progetto e quando eu comincio a sviluppare un progetto e arrivo alla fine, è perché la mia motivazione è camminare dove? Dove Dio comanda, dove Dio è al centro, dove Dio è il Signore, che si chiama il reino di Dio. Perciò se eu vorrei finire una storia bene, eu devo sapere che la mia motivazione è il regno di Dio. Perciò che il regno di Dio è pace, il regno di Dio è serenità, il regno di Dio è vivere insicuro in mezzo alle tempeste. Il regno di Dio è un Dio presente. Il regno di Dio è quando Lui provvede tutto quello che io avrò bisogno. Io devo imparare a desiderare questo regno e riposare nel regno. Qualsiasi piccoli momenti di ansia, sto dicendo che io non sono dentro del regno di Dio. Qualsiasi piccolo momento di preoccupazione, sto dicendo che io non mi fido del Signore. Ma quando eu riposo nel Signore, è il Signore che prende cura di me. Quando eu lascio nelle mani del Signore e mi fido di Lui, e eu comincio a gioire com il Signore, è lì che Dio comincia a agire. Eu devo vivere delle esperienze com il Signore. E perciò che ci sono tanti momenti nella vita che Dio permette a noi una grande tempesta. E quando viene quella tempesta, è che il Signore sta provando la mia fede, la mia fiducia in Lui. E quando eu sopravvivo in quella tempesta, il Signore farà un grande sorriso e mi darà un grande regalo, perché io mi fido di Lui. Così le tempeste fanno parte della vita e è questo Signore che agisce in noi. È il Signore che provvede tutto. Il reino di Dio è inserire Dio nella nostra vita come sovrano. Non è un Dio, è un Dio. Non è un Dio lontano, ok, una scaramanzia. Io mi fido di Lui, ma Lui deve fare questo. No, io mi consegno a Lui e lascio che Lui agisca come Lui vuole. Non è il mio modo di pensare. Eu devo imparare che è un modo di pensare di Dio. È un modo di agire di Dio. È il Signore che comincia a rivelarsi in me qualcosa che mi sorprende. Quando eu comincio a vivere la volontà di Dio, la volontà di Dio è tre cose: buona, gradevole e perfetta per me. Io comincio a fidarmi di questa volontà di Dio che è meravigliosa. Perciò che Paolo proclamava il regno di Dio con gioia in mezzo alla tempesta, perché lui dipendeva di Dio, si fidava del Signore e sapeva il Dio che lui stava servendo. E è questa la grande ricchezza con Paolo. Perciò il nostro Dio provvede tutto nella nostra vita. E Lui non agirà
acordo com aquilo que eu desidero. Lui agirá de acordo com o que eu ho bisogno e aquilo que será importante e útil a me. Tante volte noi litighiamo, Dio, tu puoi darmi quello. E Dio dice, Caio, quello sarà un disastro per la tua vita. Io conosco il futuro. Caio, lascia questo. Vieni qua, conoscimi. Comincia a camminare con me. Io ti mostrerò qualcosa molto più alta. Perché le vie do Signore sono più alte delle mie vie. I pensieri do Signore sono molto più alti dei miei pensieri. E il Signore dice, Caio, io farò di più per te. E questo è il regno di Dio. E è questo che Paolo aveva scoperto. Perciò che qua entra una completa vita no Signore e difendere il valore del regno di Dio. Perciò che Paolo finisce questa storia perdendo la sua vita. Ma lui ha guadagnato la vita eterna. Lui ha perso la sua vita qua, carne e ossa. E lui diceva, io già desidero, che cosa? Buongiorno, che cosa Dio desiderava? Morire. Perché eu vorrei stare già nella presenza del Signore. Lui conosceva il Signore di un modo personale, intimo e profondo. Lui era dentro del regno di Dio. Era l'Apostolo Paolo. Tu sei dentro di questo regno di Dio dove tu dici, sono pronto. Signore, se tu vuoi lasciarmi in questa terra, ma io vorrei continuare a servirti in questa terra. Io vorrei continuare a proclamare il tuo regno. Io vorrei parlare delle cose di Gesù in questa terra. Ma se Dio, se non c'è più adesso questo senso della terra, può portarmi alla tua presenza. Perché eu riposo in te. Perché cos'è la vita? È comprare una macchina e dopo la macchina è finita? È comprare un immobile e dopo questo immobile è finito? È fare un grande viaggio e dopo finisce il viaggio e tu... Che cos'è la vita? La vita è l'eternità con mio Dio e vivere in questo mondo dentro di questo regno e conoscere Dio faccia a faccia. È questa esperienza che il Signore mi insegna. Non importa le sofferenze e il dolore, importa vedere l'eternità. Oggi siamo tanti attratti di questo mondo che stiamo perdendo di vedere il valore dell'eternità, soprattutto il valore del regno di Dio. Una cosa che mi preoccupa tante volte è quando la mia vita proveniamo di un paese, arriviamo in Europa e cominciamo a essere attratti di Italia, di Europa, delle belle cose che questa Europa offre, di Italia che offre tante cose e noi cominciamo a essere attratti, un viaggio, un mangiare buono, qualcosa così e quando percepiamo la vita passa e il regno di Dio io non ho vissuto. Perciò il grande rischio è essere attratti di questo mondo e quando percepiamo la vita se n'è andata e il regno di Dio non ho vissuto. Io devo desiderare questa presenza del Signore. Io devo desiderare essere sottomesso a questo regno di Dio. Predicare il regno e predicare la sovranità di Dio. Predicare il regno e predicare che Lui è il Signore. Predicare il regno e predicare che Lui è nel controllo di tutto. Il regno di Dio è quando Lui è sovrano. Non è un luogo fisico. È la sovranità di Dio nella mia vita. La possibilità di avere Dio come Padre e presente nella nostra vita. E questo è il regno. Dio è presente. Lui è sovrano e è presente. La sua grandezza è presente. Il suo amore è presente. Tu già hai dubitato dell'amore di Dio o solo io? Tante volte tu hai pensato, ma Dio, se tu mi ami, come succede questo nella mia vita? Già mi è successo tante volte questo. E dopo ho scoperto, è perché io non sto conoscendo il regno di Dio. Perché sto camminando fuori del regno di Dio. E camminare fuori del regno di Dio comincio a dubitare di questo Dio. Ma quando entro nel regno, nella volontà di Dio, comincio a dire, adesso sì, adesso io capisco. Regno di Dio è pace, regno di Dio è serenità, regno di Dio è l'amore di Dio presente, regno di Dio è questa presenza eterna di Dio nella nostra vita. È lì che io devo stare, è lì che io devo sentire questa presenza. Perciò che predicare il regno è distruggere tutte le azioni del nemico nella vita della gente e portare le persone a una dipendenza di Dio, soprattutto di amare Dio. Perciò la nostra ragione di camminare in questa terra è vivere in questo regno e proclamare questo regno alle persone che non stanno vivendo.
E noi dobbiamo portare questa gente a entrare nel regno di Dio. È questo sguardo di compassione, è questo sguardo di misericordia che noi dobbiamo vedere con le persone. Siamo stati adesso in Brasile là, e siamo stati con le nostre famiglie. E come è triste vedere le persone che non vivono dentro del regno. È un'amarezza, è un dolore, è un desiderio forte di un gridare perché non riesco a trovare niente. Ma noi conosciamo il regno di Dio e è lì che dobbiamo proclamare questo regno senza giudicare a nessuno. E tante volte noi diciamo, problema loro. Non è problema loro. Sono io che devo andare là a proclamare questo regno, a portare questa gente a dipendere dal Signore, perché Lui comincia a controllare e fare manifestare questa perfetta volontà sua. Perciò che Paolo desiderava e manifestava questo regno, perciò che lui aveva la gioia. Tante volte noi viviamo dentro della nostra amarezza, dei nostri dolori, soprattutto della mancanza di speranza, e soffriamo per questo. Perdiamo la nostra gioia. Tu já hai perso la gioia no Signore? Tu hoje sei uma pessoa più amara ou uma pessoa più gradevole com le persone? Tu hoje sei uma pessoa più com sorriso ou uma pessoa più com dolore nella faccia? Trova la gioia no Signore e Lui apagherà i desideri dei tuoi cuori. È questo il regno del Signore. Vivi questa pace con il Signore e tu vedrai la grandezza di questo Dio che si manifesterà nella tua vita. Eu vorrei finire la mia vita com Atti capítulo 28. Proclamando o reino di Dio e le cose di Gesù. È lì che finire bene. Non c'è l'altra motivazione nella vita. Quando noi scopriamo la dipendenza di Dio e il suo amore, adesso possiamo vivere bene e siamo pronti a morire per questo regno. Giovanni 17,3. Se tu ce l'hai la tua Bibbia, apri in Giovanni 17,3. È un testo molto importante per noi. Giovanni 17,3. Questa è la vita eterna. Che cos'è? Che conoscono te. Il solo vero Dio e colui che ha mandato Gesù Cristo. Questa è la vita eterna. Conoscere Dio. Tu já está vivendo questa vita eterna conoscendo Dio, desiderando Dio? Tu stai conoscendo la vita eterna, questo regno di Dio, desiderando di conoscere la persona di Dio? Una delle cose che ho imparato nella vita è quanto di più si conosce Dio, di meno si conosce Dio. Avete capito? Quanto di più conosciamo Dio, ancora desideriamo di conoscere di più, perché percepiamo che non lo conosciamo. Una volta un pastore mi ha detto, adolescente è quello che sa tutto, giovane comincia a dubitare di qualcosa. La idade della vecchiaia, pastore Caio, è quando scopriamo che non sappiamo niente, anche della parola di Dio e della persona di Dio. Se tu pensa che tu conosci Dio appieno, tu sei un adolescente. Se tu pensa che ancora tu non conosci niente da Dio, tu já sei maturo. Perché noi desideriamo ancora di più conoscere Dio. Perché Dio è Dio. È impossibile conoscerlo appieno. Ma Dio si rivela, si rivela, si rivela. E quanto più lo desideriamo, Lui si rivela, si rivela. E cominciamo a conoscerlo. E quando percepiamo, desideriamo ancora di più. Perché è prezioso conoscere questo Dio. E è questo il regno di Dio. Perciò che la vita eterna è questa, che conoscono te, il solo e vero Dio, e colui che ti ha mandato Gesù Cristo. Paolo è finito bene, perché lui ha finito proclamando il regno di Dio. Lui ha finito insegnando chi era Cristo Gesù. La mia vita sarà proficua e una vita prospera e con successo è quando sto proclamando il regno di Dio. Le tribolazioni di questo mondo sono imparagonabili con la ricchezza dell'eternità con Dio. Quando di più entriamo nel regno di Dio, più fame e sete avremo di Lui. Quanto di più viviamo dentro del regno di Dio, più tranquilla e serena la nostra vita
e più prospera sarà la nostra vita. Perché vorrei raccontare alla gente che è il regno di Dio. Perciò che Paolo dice in Colossesi capitolo 3, versetti 1 e 2, e dice così: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate le cose di lassù e non a quelle che sono sulla terra. Se noi siamo convertiti e abbiamo cominciato a conoscere il regno di Dio, il nostro desiderio è conoscere le cose di lassù. È cominciare a pianificare la nostra vita per lassù e non qua sulla terra. E tante volte facciamo i progetti qua della terra e crollano. Conosce quello castello sulla sabbia? Vede un'onda e si va. Qualche giorno stavo vedendo un lavoro che la gente fa, quello effetto dominó che si dice, che loro hanno costruito una bella un castello e basta inserire un tocco in una carta, comincia a andare uno verso l'altro e crolla tutto. Tanto lavoro, tanta fatica per costruire, ma in 20 secondi tutto crolla. E la nostra vita è così. Facciamo tanti progetti per questo mondo e un piccolo passo crolla tutto. Ma quando comincio a cercare le cose di lassù, non finirà mai. Le cose eterne sono eterne. Le cose di Dio non crollano mai. Quando sono dentro del regno di Dio, le cose saranno permanenti. Le cose saranno costruite per sempre. Non crolleranno. Cercare le cose di lassù è cercare la volontà di Dio. Cercare le cose di lassù è vedere le cose con lo sguardo di Dio. Cercare le cose di lassù è vivere l'entusiasmo nella guida del Signore. Cercare la cosa di lassù è vivere il regno di Dio. Il regno di Dio non è basato sulla mia aspettativa verso gli altri, ma il mio regno di Dio è basato sulla mia conoscenza di Dio. È vivere per Lui. Quanto stiamo perdendo la gioia quando noi non stiamo cercando il regno di Dio. Se abbiamo perso la gioia, il problema è con noi. Non sono le verghe, non sono naufragi, non sono tante situazioni difficili che Paolo visse. Anche io posso vivere. Quando perco l'entusiasmo, la gioia, è perché non sto camminando dentro del regno di Dio. E entrare dentro di questo regno, io scoprirò adesso o quanto è bello vivere con il Signore. Perciò che il libro di Atti degli Apostoli finisce con Paulo a Roma, proclamando il regno di Dio. Paulo a Roma, in un carcere, Paulo a Roma, essendo morto. Ma Paulo a Roma finisce con successo. La decisione è nostra. La decisione è nostra. Paulo ha finito bene perché ha iniziato con il regno di Dio, ha camminato con il regno di Dio e ha finito predicando il regno di Dio, proclamando il regno di Dio. Eu non so la tua storia, ma io devo essere molto attento con la mia vita e con la mia storia, per non mai smettere di proclamare il regno di Dio e vivere nel regno di Dio, perché io vorrei finire bene. Se tu inizi un progetto, se tu continui in questo progetto e se tu vuoi finire bene, só c'è un entusiasmo e una motivazione. Il regno di Dio. Perciò che noi finiamo questa storia del libro di Atti in questo modo. Un personaggio che era in carcere, un personaggio che sembrava che era tutto fallito, ma no. Ha avuto successo, perché proclamava il regno e era contento e aveva entusiasmo. Puoi immaginare lui in quella casa pagando affitto, non so quanto euro era, non lo so come, ma era in quella casa con la libertà di proclamare il regno di Dio e insegnare le cose di Gesù. Quando vedo la storia di Paolo, io comincio a pensare, lui ha sofferto tanto per questa ragione, poteva abbandonare e dire, Dio, basta, la mia vita basta. Continua con questa storia di Gesù là, perché io vivrò la mia vita. Paolo no. Ha sofferto e aveva più entusiasmo. Soffriva e continuava. Soffriva e non abbandonava questa chiamata. Che sia la tua storia. E speriamo che tutti noi qua possiamo scrivere un libro e arrivare a Atti capitolo 28, versetti 30 e 31, proclamando il regno di Dio
e insegnando le cose di Gesù. E così noi possiamo finire bene e che la prossima generazione possa seguire questa strada. Successo non è avere i soldi. Successo non è avere una carriera prospera. Successo non è questo. Successo è continuare a proclamare il regno di Dio e la sua giustizia. È proclamare il regno di Dio e insegnare le cose di Gesù. Dopo può arrivare una carriera di successo. Dopo può arrivare una bella macchina. Dopo può arrivare una bella casa. Dopo può succedere tante cose. Ma il mio entusiasmo è il regno di Dio. E quello non toglie la mia gioia. Amen, Chiesa? Chiudiamo il libro di Atti. Da gennaio in poi staremo studiando il libro di Efesini. Ok? Faremo 6 mesi do libro di Efesini e vediamo anche Paolo che ha scritto. E Paolo a Roma ha lasciato delle bellissime lettere. Era a Roma. E le lettere che leggiamo oggi di Paolo, gran parte scrisse quando era a Roma, con entusiasmo del regno di Dio. Preghiamo. Reino di Dio, presença di Dio. Completa presença di Dio. Come Paulo diceva, non sono io che vive, ma è Cristo che vive in me. Siamo qui. Siamo qui a proclamare il regno e a insegnare le cose di Gesù. Punto. Quando c'è entusiasmo in vivere questo regno di Dio, sempre avremo un sorriso, una gioia. Fidarsi del Signore. Tu ti fidi del Signore? Tu vivi dentro di questo regno? È Dio che comanda le tue decisioni? Tu senti Dio si rivelando e guidandoti? Tu senti la parola del Signore che si rivela in modo personale alla tua storia oggi, alla tua vita? Nosso Padre, noi non possiamo paragonare le nostre sofferenze con la sofferenza di Paolo. Non possiamo neanche paragonare le nostre sofferenze con quella di Cristo. Non possiamo neanche paragonare la sofferenza di Paolo con quella di Cristo. Ma questo libro di Atti, oh Padre, finisce in questo modo. Un apostolo Paolo che non si lamentava, ma che proclamava il tuo regno. La preghiera che io faccio per me e per noi, Padre, è che la nostra vita non sia lamentarsi, ma sia un proclamare il tuo regno. Che la nostra vita non sia un giudicare, un criticare, ma sia un insegnare le cose di Gesù. Avere successo è avere una vita completamente integra in te. Camminare in serenità con te. Proclamare quello che viviamo dentro del regno di Dio. Quando cerchiamo il regno di Dio, la sua giustizia, avremo da mangiare, da vestirsi, da abitare. Avremo tutto quello che avremo bisogno. Quando cerchiamo il regno di Dio come priorità nella nostra vita, non ci mancherà niente. È la tua promessa. Quando viviamo dentro del regno, dentro della tua volontà perfetta, dove tu sei il re,
il Signore della nostra vita, la tua volontà sarà buona, perfetta e gradita. Quando stiamo dentro di questo regno, io non mi preoccupo con niente, non avrò ansia per nulla. Quando sto dentro di questo regno, non importa le tempeste e le circostanze difficili, la pace io avrò. Grazie. Grazie, oh Padre, perché Cristo mi ha insegnato questo. Grazie, oh Padre, perché tanti personaggi biblici, anche non solo della Bibbia, mi hanno insegnato questo. Grazie, oh Padre, perché dentro del tuo regno non mi mancherà niente. Fidarmi di te, piena gioia in te, nel nome di Gesù. Così sia per noi. Amen, Signore. Amen? Dentro del regno di Dio è molto meglio, né? Oh, che possiamo vivere questa ricchezza e questa gioia. Amen, Chiesa? Siamo qua per proclamare questo. Se tu sei dentro del regno, proclama. Se tu non sei, entra subito. Ok, vivremo adesso un momento di offerta, di consacrazione. Non so se avete percepito, abbiamo preso un nuovo computer e stiamo migliorando la parte del suono, della parte del suono, video. E questo è un investimento, non è semplice. E è importante parlare con la Chiesa, perché la nostra Chiesa è autonoma, ossia tutto quello che noi abbiamo qua, o ricavato viene da noi. E se tu vuoi fare un'offerta per questo, carissimo, sarà molto gradito, perché è un investimento che noi stiamo migliorando, soprattutto quelli che ci assistono a casa, no? Perché dobbiamo lasciare con qualità. E qualità non è per la Chiesa Battista Agape, è perché le cose che facciamo per il Signore deve avere eccellenza, deve essere il meglio. Così noi vogliamo fare il meglio. Così i ragazzi hanno detto, Pastore Kai, dobbiamo migliorare questa parte. Ok, facciamo, non importa. Così che noi possiamo contribuire e servire al Signore anche in questo modo. In modo che quelli che sono a casa, e ci sono tanti fratelli in Brasile che alle 6 del mattino stanno seguendo questo culto. Un saluto a tutti. E non solo, di altre parti anche stanno seguendo a noi. Ieri durante il culto dei giovani c'erano 61 persone che stavano seguendo il culto online. 61, culto dei giovani. E è bello di vedere questo che il Signore sta facendo con questa Chiesa. Così continuiamo a servire il Signore, a contribuire con gioia, perché dentro del regno di Dio non ci mancherà niente. Non ci mancherà niente. Perciò continuiamo a servire e fare le cose con qualità. Amen? Possiamo stare in piedi, possiamo offrire, possiamo gioire. Questi maialini qua è l'opera missionaria che noi facciamo in Siria e anche in Venezuela, e che possiamo fare questa contribuzione con gioia e allegria. E cantiamo e offriamo al nostro Signore. Ok, 3, 2, 1, Pietro. Che vince il buio ed il peccato, il cui amore è così grande, il Re di gloria.
Gesù per questo giorno, grazie per quello che fai per noi, Signore. Grazie per la vita del pastore, grazie per questa parola, Signore, che abbiamo ricevuto oggi, Padre, che possiamo confidare sempre di più in te. Ti ringraziamo per quello che fai, per ogni fratello che è qui. Nel nome di Gesù, amen. Amen. Potete accomodarvi? Ok, tem un po' di avvisi. Sono qui gli avvisi? C'è Gabriele? Vediamo. Ok, giovani, adolescenti, preadolescenti, Christmas party, ok? Di 16 di dicembre, sabato qua, i ragazzi faranno una festa, ok? Così devono essere vestiti con cosa di Natale, mi sembra, dress code natalizio, ok? Non di Babbo Natale, per favore, né di Babba Natala, ma ok, vediamo una festa qua con i ragazzi. Ok, calendario Winter Camp, ok ragazzi, avete fatto le vostre iscrizioni? Ok, per favore, sarà 26 e 30 dicembre. Giovani adolescenti, vi aspettiamo a Barcis. Pordenone, l'altra iscrizione dove Gabriele alza la tua mano e quelli ragazzi in fondo là, ok? Va bene che si sposa il prossimo anno. Ok, tu vedrai che cosa che tempesta no, quanto è bello il matrimonio, sì, ok. Va bene, chi annaffia sarà anche annaffiato, raccolta di beni di prima necessità. Stiamo con bellissima camminata con le famiglie di Villorba. Comune ha dato a noi un elenco di famiglie e noi stiamo aiutando e servendo. Quanto è bello vedere la Chiesa che si diventa rilevante dentro della società e abbiamo ricevuto anche qualche donazione. E se voi potete portare qualche donazione, che stiamo con tante famiglie qua a Villorba. E è un progetto che abbiamo iniziato già quasi un anno, con il comune di Villorba, loro ci danno un elenco di persone che noi possiamo visitare, avere contatto e servire. E è prezioso questo, ok? Così, se volete dare un appoggio, potete parlare con noi e di fare una visita. Sono 2 persone che vanno, facciamo così, e tu puoi andare a visitare queste famiglie, portare un pacco alimentare e anche un calendario, una parola del Signore. E è bello che ieri qua no incontro delle donne c'era una famiglia qua con noi. Dio sta facendo il suo lavoro. Bem? Ok, preghiera per il mondo ferito e attormentato sarà questo giovedì alle ore 20 qua in chiesa, ok? Per tutta la chiesa possiamo pregare in presenza qua, presenziale, la preghiera di prossimo, questo giovedì, ok? Alle ore 20. Gli altri avvisi, questo, ok? Mercatino, avete visto che c'è un Adobe diverso qua, Mercatino di Natale, ieri ringraziamo a tutto il lavoro e quelle persone che hanno lavorato qua, un bellissimo incontro delle donne e tutto il ricavato di questo mercatino è per l'opera missionaria e anche sociale, ok? Tu puoi vedere lì, ci sono delle cose belle, carine, le donne hanno lavorato tutto l'anno questo corso di patchwork e adesso è l'offerta per questa opera che facciamo qua sociale e anche missionaria, ok? Lusitania, grazie della tua presenza. Lusitania è stata l'oratrice di ieri qua. Lei appartiene alla Chiesa Battista di Rimini, ok? E già conosciamo da tanto tempo e grazie di essere con noi questa mattina qua con noi, ok? Penso che sono questi avvisi. Ah, c'è un incontro di coppia. Chi è sposato qua? Alzare la mano, non avere vergogna di dire che è sposato, ok? Prossimo sabato alle ore 20 avremo il nostro incontro di coppia qua e noi staremo parlando la radice del conflitto, ok? E sarà sabato alle ore 20. Se volete venire alle 19, già potete stare con culto con i giovani, con gli adolescenti e vivere questa esperienza con culto. Finisce il culto, parte il nostro incontro di coppia qua in questa sala, ok? Sarà sabato alle ore 20 qua questo incontro di coppia, ok? Ciascuno qualche coppia può portare qualcosa da mangiare, un'insalata, un dolce, ok? Non c'è nessun problema, se avanzi io porto a casa. Va bene? Penso che è questo. Grazie a tutti che siete con noi oggi la prima e seconda volta, che Dio vi benedica, una buona domenica dentro del regno di Dio, nella pace. Un grande abbraccio.